Per 2 mesi era stata a contatto con bambini, insegnanti, operatori della scuola dell'infanzia e della sezione primavera del collegio di Messe, la studentessa straniera per 3 mesi a Padova, colpita in patria da tubercolosi polmonare. 2 settimane fa, ricevuta comunicazione, l'ULSS Euganea aveva fatto scattare il piano di prevenzione per 1.000 studenti dell'università. Un piano che è stato esteso in questi giorni a 76 bambini della sezione primavera e della scuola dell'infanzia, 7 docenti e 5 operatori del collegio, tutti invitati a eseguire il test Quantiferon, un prelievo di sangue entro il 31 agosto, prima quindi dell'inizio dell'anno scolastico. L'esame, precisa l'ULSS 6, non è necessario per chi frequenta la scuola primaria e secondaria dell'istituto. Data la chiusura estiva, le famiglie interessate sono state raggiunte attraverso una mail contenente una lettera di informazione e l'impegnativa con le indicazioni su come, dove e quando fare il test. La TBC, ricordano le autorità sanitarie, è una malattia infettiva a bassa contagiosità e lento sviluppo. Una decina gli studenti universitari che finora hanno richiesto il test. Tutti sono risultati negativi.